L'evento di Valpantena nel Veronese per un violento incendio scoppiato in un colorificio, un operaio morto nella tragedia, timori per il denso fumo nero. A Padova 63 bimbi orfani, a Conegliano mamme e figli piccoli. Oggi in Veneto gli arrivi più consistenti di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina. Summit tra le prefetture sulla ripartizione. Le voci e i racconti di chi è arrivato e di chi ha accompagnato i profughi nel lungo viaggio della speranza dall'Ucraina in fiamme. Ora ricominciamo da capo. Falsi Green Pass, maxi operazione dalla Sicilia al Veneto, blitz della Polizia Treviso e Venezia. 3 persone sotto inchiesta acquistavano la carta verde rafforzata pagandola 300 euro. Il capocentro dei servizi segreti interni di Padova, indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio, avrebbe rivelato all'allora manager della sanità veneta Domenico Mantuan di essere intercettato. Cadavere carbonizzato all'ex canile di Piove di Sacco, la procura indaga per omicidio colposo. Nelle prossime ore l'autopsia per stabilire le cause della morte e risalire all'identità. Al via la 4ª vaccinazione anti-Covid per i malati oncologici dello Iove. L'anno scorso furono oltre 5.000 le vaccinazioni eseguite tra Padova e Castelfranco. Con il martedì grasso a Venezia si è chiuso il Carnevale diffuso edizione 2022, città piena ma senza eccessi, tanta voglia di normalità. La festa per la nuova Maria del Carnevale, la giovane Alice Bars di Eraclea. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito ora dai titoli in primo piano, una tragedia avvenuta nel Veronese, un'esplosione seguita da un violento incendio che si è verificato nel pomeriggio all'interno di una fabbrica di vernici, come vi ho detto nel Veronese a Quinto di Valpantena. Dall'azienda si è alzato un fumo nero e denso, sul posto sono all'opera numerose squadre dei vigili del fuoco, mentre per sicurezza sono state chiuse al transito le strade che portano nelle vicinanze dello stabilimento che si trova in Valpantena. Nel grave incendio è morto un operaio che lavorava nel reparto coinvolto e che risultava disperso nell'esplosione. Lo si apprende da fonti dei soccorsi, non si conoscono ancora le generalità della vittima. L'uomo era stato visto al lavoro questa mattina dai compagni, ma quando è stato fatto l'appello all'esterno dello stabilimento di lui non c'era traccia. Sul posto è presente con i soccorritori anche il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Ed ora parliamo invece di solidarietà e dell'arrivo dei profughi dall'Ucraina. Nel Padovano sono arrivati questa mattina nel seminario diocesano i primi 63 bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Ad accoglierli il sindaco di Rubano e il vescovo di Padova. Sono le 11:15 del mattino quando i 2 pullman varcano il cancello del seminario minore di Rubano. A bordo 63 bambini ucraini accompagnati da 2 educatrici fuggiti da Leopoli. I piccoli che vivono in 2 orfanatrofi verranno ospitati qui all'interno della struttura messa a disposizione dalla diocesi di Padova. Appena arrivata la richiesta di aiuto, il vescovo infatti ha subito deciso di intervenire per accogliere i piccoli in fuga dalla guerra. È anche un piccolo segno questo che noi facciamo per dire che noi vogliamo contribuire per tutte le persone in difficoltà e che le situazioni di guerra producono sempre disagi e sofferenze, preoccupazioni. Gli zaini dei bambini vengono scaricati e portati nelle stanze allestite in poco tempo grazie alla generosità della comunità che in poche ore ha raccolto lenzuola, coperte, vestiti e generi di prima necessità per rendere più accogliente l'arrivo di questi 63 orfani. La risposta del territorio che sto ricevendo in queste ore è davvero di una generosità immensa. Ho le società sportive che mi chiamano, che dicono: sindaco, se vuole noi organizziamo le attività per i ragazzi. Ho tante persone che mi dicono: io ho a disposizione del tempo, posso venire a dare una mano nel tempo libero, a intrattenere. Quindi veramente si è mosso un'ondata molto bella di generosità. I bambini e le 2 donne che li accompagnano sono stati sottoposti a tampone dai volontari del CUAM e ora dovranno affrontare 10 giorni di quarantena. Grazie a Dio, grazie alla generosità della diocesi, c'è qui uno spazio verde immenso, perché io me li vedo comunque, senza violare nessuna quarantena, correre in palestra, giocare a calcio, a pallacanestro, quello che sarà, a scorazzare per i prati. Certamente c'è una scuola di lingua da attivare. C'è una scuola che loro, in lingua ucraina, che continuerà, così mi è stato riferito, hanno le loro educatrici. Al momento la diocesi fa sapere che sono al completo per quanto riguarda la raccolta di materiale, ma chi vuole può continuare a donare alla causa dell'Ucraina attraverso i riferimenti presenti nel sito internet della diocesi.
Un lungo viaggio iniziato sabato e concluso questa mattina quello dei volontari che hanno organizzato in un'ora la spedizione per portare in Italia i 63 bambini ucraini. Abbiamo raccolto biscotti e brioche che avevamo raccolto al supermercato, abbiamo preso 200 bottigliette d'acqua e delle mascherine, senza zaini, senza cambi di partiti, praticamente come se un figlio chiamasse lontano e dicesse papà mi devi venire a prendere, tu non perdi neanche un minuto. È partito sabato in piena notte con cibo, acqua, 2 pullman e 5 autisti lungo la strada verso il confine polacco con l'Ucraina, 1000 telefonate per risolvere il problema di documenti, visti e passaporti. Paolo Giurisato dell'associazione Isola che non c'è di Teolo, appena sceso dal pullman, racconta così il suo viaggio per portare a Padova 63 bambini di 2 orfanatrofi di Leopoli. Un viaggio iniziato sabato sera dopo che Stefania Barbieri, un'altra volontaria dell'associazione, riceve una telefonata di aiuto da 2 bambini in fuga, bambini che Stefania da anni ospita a casa sua d'estate con il progetto di accoglienza dei bambini di Chernobyl. Tutto è partito perché nell'istituto dove c'è la bambina e i bambini che conosco perché noi siamo stati lì tante volte mi hanno detto te li diamo tutti, quindi ho detto sì, è come se fossero miei. State tranquilli, ve li riporto appena è passato tutto. Quando Paolo domenica arriva al punto di incontro al confine polacco, trova i bambini stremati e le loro accompagnatrici in fuga da giorni dopo aver percorso chilometri e chilometri a piedi. Quando noi siamo arrivati al confine e li abbiamo raccolti domenica alle 3 di notte. Abbiamo atteso 6 ore e loro hanno impiegato praticamente quasi un giorno e mezzo, praticamente tutto sabato, perché lì la coda chilometrica, ci sono 12 chilometri di profughi. Il viaggio è proseguito verso Varsavia, dove sono riusciti a fare i passaporti e documenti necessari per arrivare in Italia e poi a Padova. Tu vedi degli occhi stanchi perché quando sono entrati nei pullman alle 3 di notte avevano avuto dell'acqua e quant'altro, però non avevano mangiato più di tanto e noi abbiamo detto mangiate qualcosa, qualche pastina se avete. Erano talmente stanchi, come sono saliti nel pullman si sono addormentati. Alla vista del seminario un sorriso sulle labbra, la luce negli occhi dei piccoli che ora sognano solo di veder finire la guerra. E da Padova ci spostiamo nel Trevigiano. È arrivato questa mattina a Conegliano il pullman della ditta Battistuzzi, 70 tra donne e bambini in fuga dalla guerra. Hanno potuto riabbracciare i propri familiari in Italia, sottoposti a tampone. 3 sono risultati positivi. Impressionante la gara di solidarietà nella Marca. Sono da poco passate le 9 del mattino quando il pullman della solidarietà arriva alla zoppa Sarena con il suo carico di umanità, dolore e speranza. 48 ore di viaggio, oltre 2000 chilometri nel cuore dell'Europa, una settantina le persone partite dall'Ucraina in guerra e recuperate sul confine polacco sono donne e bambini. Buongiorno Davide Campani, quello che era disturbato ieri. Prego, I più piccoli scendono stremati ma hanno ancora la voglia di sorridere, persino di giocare con loro mamme che non hanno il tempo di disperarsi. C'è una vita da riorganizzare in fretta e la maggior parte non conosce nemmeno una parola di italiano, ma in certi casi forse le parole non servono. Catarina, con il suo bimbo di 4 anni, deve raggiungere dei familiari in Lombardia. Mi dica quale persona, però ne abbiamo tantissimi qua. Bergamo. Дуже вдячні, дякуємо. Donne e bimbi vengono sottoposti a tampone, poi scatta il riconoscimento, agenti della questura, carabinieri, protezione civile, operatori dell'ULS 2 cercano di metterli a loro agio. C'è anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, una merendina, del tè caldo, una carezza, oggi come non mai fanno la differenza. Abbiamo avuto la fortuna di avere una squadra di collaboratori che sia stata preziosissima, tra cui anche un operatore che parla russo, che ci ha aiutato veramente tanto, oltre alla traduttrice che accompagnava queste persone dall'Ucraina. 3 bambini risultano positivi, vengono così isolati e portati al Covid Hotel di Valdobbiadene. Da oggi a livello europeo le norme sulle quarantene sono cambiate e tutto può svolgersi con rapidità. C'è anche una donna con una frattura che viene subito curata. Ultimate le procedure, c'è già chi riparte con l'aiuto dei familiari residenti in Italia, chi a Roma, Napoli, chi ancora in Sardegna, 3 i nuclei che rimarranno nella Marca. Irina è partita da Ferrara all'alba e ha il cuore in gola. Gli soci sono mia cugina, la sua cognata e 3 bimbi.
li aspetto e li porto a casa dalla loro mamma che è qui a Bologna. L'abbraccio pochi istanti dopo è liberatorio, ma a dare una mano ci sono anche tanti cittadini come Francesca, partita da Mestre dopo aver raccolto un appello della rete delle famiglie. Abbiamo portato tutto quello che potevamo, cioè pannolini e mascherine, e adesso li portiamo a Mestre che vanno dai loro parenti. Poco dopo mezzogiorno il pullman di Battistuzzi fa l'ultima tappa nel piazzale della Ristorazione Ottaviana. La famiglia Franceschet ha organizzato un pranzo veloce, giusto il tempo per un'altra ondata di solidarietà e qualche ricongiungimento. Ma questo è anche il giorno di chi resta, padri, mariti, fratelli rimasti a combattere. Questo cuore disegnato con le dita è quello di un uomo che ha salutato il suo bimbo prima di ritornare in patria e combattere. Una settimana fa erano una famiglia in pace, oggi i destini sospesi a 1300 chilometri di distanza. E per chi è arrivato oggi a Conegliano si prospetta un nuovo inizio, dobbiamo ricominciare da capo, dicono i nostri uomini, stanno combattendo al fronte. Sono venuta a prendere mia figlia e io lavoro in Veneto, vicino a Asolo e Maser, provincia di Treviso. E loro 3 giorni erano viaggi, ero molto preoccupata, però adesso finalmente è arrivati suo marito e mio figlio rimasti lì a combattere e difendere il suo paese dove abitano loro. Da un lato il sollievo per la figlia e i nipoti, finalmente in salvo e riabbracciati, dall'altro l'apprensione per un figlio e un genero che restano in guerra. Il primo ha 32 anni, il secondo 38, si trovano vicino a Leopoli, nella parte occidentale dell'Ucraina. A noi è un po' più tranquillo perché siamo a nord, un po' più sì. Ci sono sirene, si sente tutto e quando sentono sirene vanno a nascondere sotto casa perché abito un appartamento da 4 piani. Però per il momento tranquillo, poi può succedere tutto. Natalia invece è arrivata a Conegliano con le 2 sorelle e i rispettivi figli. Il più piccolo ha 1 anno e 2 mesi. Saranno tutti ospitati dalla mamma che lavora come badante a Vittorio Veneto. Paura i bambini, anche noi. Dormire 2 notti sotto, come si dice? Bunker. Sì. E bambini piangere tutte le notti, tutti i giorni. Non c'è la scuola, non c'è amici, non c'è nessuno. Diretta a Bologna questa giovane donna che è salita sul pullman della Speranza a Cracovia accanto al figlioletto di pochi mesi, Makar. Хто залишився в тебе на Україні? Чоловік і сестра з дітками. È rimasto suo marito, che ovviamente non può uscire, e sua sorella con altri bimbi piccolini. Suo marito resta a combattere. Sì, чоловік піде на війну, питають. Якщо треба, так. Se ci sarà bisogno, sì. Negli occhi di queste donne dolore e fierezza si alternano, così come le notizie che arrivano dall'Ucraina. Oksana, accanto al figlio 22enne, vive a Vittorio Veneto da parecchio tempo e ha voluto portare la sua solidarietà, pannolini e frutta soprattutto, ma vorrebbe fare molto di più. Vogliamo andare là. E anche lui vuole. Anche fatto baruffa l'altro giorno con mia mamma perché ha detto fuori testa, tutti scappano, tu vuoi andare là. E così. Vuole difendere la sua patria. Loro hanno detto cosa fai là? No, cosa tu aiuti? E io ho detto preparo a mangiare. Ma cosa faccio? Preparo a mangiare. Qualcosa faccio. Per tante l'arrivo nella Marca è un nuovo inizio, doloroso quanto improvviso. Non sappiamo, dobbiamo cominciare da capo, da zero. Speriamo, importante c'è posto dove dormire, dove vivere, poi piano piano penso cose risolvono. Può darsi decidono di tornare un giorno al suo paese. Ed è stato annunciato dal presidente Luca Zaia, la Regione Veneto ha aperto un conto corrente di solidarietà su cui far confluire offerte e donazioni per l'assistenza ai profughi civili dell'Ucraina che stanno giungendo in Veneto. Il conto è denominato Regione del Veneto Sostegno Emergenza, è stato aperto presso il tesoriere regionale Unicredit SPA. Queste lo vedete le coordinate, il IT 65 G0 280 20 17 000 10 63 58 023. Queste dunque le coordinate per far confluire le offerte e le donazioni a favore dei profughi civili.
Ed ora invece siamo alla cronaca, falsi Green Pass, maxi operazione dalla Sicilia al Veneto, blitz della polizia a Treviso e Venezia, acquistavano la carta verde rafforzata pagandola 300 euro. Dottore, tutto bene? Entro domani posso avere tutto? La risposta laconica, oggi. E poi ancora, nel caso, posso prenderne altri? È una delle conversazioni tramite Telegram avvenute tra un acquirente e il venditore. Sul piatto falsi Green Pass rafforzati, il blitz della polizia nelle ore scorse. Un'operazione che ha portato le forze dell'ordine a Treviso e Venezia. Lo chiamavano dottore, ma non fa parte di alcuna categoria sanitaria. Così due associazioni criminali straniere avevano messo in piedi un vero e proprio giro d'affari redditizio. Nel Trevigiano è stata indagata una donna di 54 anni. Era stata licenziata da una fabbrica a Pordenone perché non voleva né vaccinarsi né tantomeno effettuare i tamponi. Attualmente lavora presso una cooperativa Onlus di Treviso, probabilmente utilizzando il Green Pass falso che aveva acquistato per 300 euro. Alla donna hanno bussato alla porta i poliziotti. Dopo un'ispezione informatica le è stato sequestrato il cellulare dove aveva scaricato il Green Pass. A Venezia sono due invece le persone coinvolte. Si tratta di padre e figlio, 57 e 27 anni, entrambi disoccupati. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare perché nei telefonini sono stati trovati messaggi che potrebbero coinvolgere altre persone residenti nel Veneto. Un'inchiesta che potrebbe allargarsi dunque a macchia d'olio. Il sistema era semplice. I Novax contattavano il venditore tramite un'app su Telegram, poi versavano 300 euro in criptovaluta e in poche ore ricevevano il Green Pass falso personalizzato. 20 perquisizioni in tutta Italia e 25 indagati. Fra loro dipendenti comunali, titolari di un panificio, minori che frequentavano regolarmente la scuola ed un esponente delle forze dell'ordine. Non solo, ma queste organizzazioni criminali prevedevano anche sconti famiglia per coloro che acquistavano più certificati. All'esame dei poliziotti anche alcuni conti correnti italiani utilizzati per far transitare i pagamenti per l'acquisto dei Green Pass. L'organizzazione aveva utilizzato un accesso al rilascio dei pass da parte del Ministero della Salute francese. Il falso certificato veniva poi incollato su una certificazione italiana. Il Ministero della Salute italiana ha già inviato la documentazione alla Francia ed ha iniziato a disabilitare i certificati falsi in modo da impedirne l'utilizzo. Il capocentro dei servizi segreti interni di Padova indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio avrebbe rivelato all'allora manager della sanità veneta Domenico Mantoan di essere intercettato. Un colonnello dell'AISI, servizi segreti interni, risulta indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Si tratta di Massimo Stellato, capocentro di Padova, che avrebbe rivelato a Domenico Mantoan, ex dirigente della sanità veneta e attuale direttore della Genas, di essere intercettato in un'indagine segreta della procura di Padova. Secondo l'indagine, l'ufficiale avrebbe incontrato Mantoan nel 2020 in provincia di Vicenza. All'epoca la procura euganea stava indagando su presunti illeciti legati alla sanità locale. Il fascicolo che aveva dato l'avvio alle intercettazioni anche di Mantoan alla fine non riscontrò alcun reato e successivamente venne archiviato. Stellato, pochi giorni dopo l'incontro a Brendola con Mantoan, aveva anche subito una perquisizione da parte dei carabinieri di Padova allo scopo di appurare chi fosse stata la talpa che lo aveva informato delle indagini in corso. Ed ancora cronaca, inquirenti al lavoro per capire le cause della morte di una persona ancora sconosciuta durante l'incendio all'ex canile di Piove di Sacco. La procura di Padova indaga per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte di un senzatetto durante l'incendio nell'ex canile di Piove di Sacco, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il professor Andrea Porzionato dell'Università di Padova eseguirà l'autopsia sui resti non ancora identificati del corpo. L'intervento dovrà aiutare gli inquirenti a capire come è morta la persona rimasta quasi di certo prima soffocata dal fumo e poi bruciata. Fondamentale anche il rapporto dei vigili del fuoco. Nel luogo dove l'uomo dormiva potrebbe essersi sviluppato un cortocircuito da una stufetta elettrica, oppure se una scintilla di sigaretta possa aver raggiunto la bombola di gas sequestrata dai pompieri. Il tutto successo mentre magari la vittima stava dormendo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Il nostro paese ha un consumo di 70-80 miliardi di metri cubi di gas all'anno e la Russia è la prima fonte di provenienza, e questo conflitto russo-ucraino avrà delle ripercussioni anche nel nostro paese, soprattutto in chiave economico-produttiva. Un momento sempre più delicato per l'economia del nostro paese. Covid, caro energia e ora la guerra in Ucraina. Un conflitto oltre confine che però ha acceso i riflettori sulla dipendenza energetica italiana dagli altri paesi. La maggior parte del gas naturale impiegato in Italia, infatti, viene importato e il 45% del metano proveniente dall'estero è proprio made in Russia. Gas, fondamentale risorsa per tantissimi settori produttivi del nostro territorio, come per esempio quello vetrario. E questo settore in questo momento è un marasma, in quanto purtroppo il costo del gas, soprattutto adesso in questo momento di guerra, è aumentato in maniera esponenziale. Di conseguenza, per produrre il vetro sta aumentando anche la materia prima. Parliamo di silice, che è il componente principale per produrre il vetro, però il vetro viene prodotto ad altissime temperature, viene prodotto a 1200 gradi per fusione, però per produrlo serve principalmente tantissimo gas e tantissima energia elettrica. Un aumento variabile dei costi che, secondo i dati degli ultimi giorni, prevede una forte impennata. Ogni fine mese viene fissato il costo del gas e viene fissato il prezzo per il mese successivo. Sembra che con il mese prossimo avremo degli aumenti stimati intorno al 45% nel costo del vetro. In un solo anno il costo di produzione del settore è aumentato del 70%, numeri che fanno sempre più paura. Da quel che è mondo noi ci siamo sempre arrangiati e ci siamo rimboccati le maniche e sicuramente lo faremo. Al via la quarta vaccinazione anti-Covid per i malati oncologici dello Iove. L'anno scorso furono oltre 5.000 le vaccinazioni eseguite tra Padova e Castelfranco. 1 marzo, quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti dello IOV, Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco. Persone fragili, se non fragilissime, che per prime sono state scelte per la quarta iniezione. Ad oggi i pazienti selezionati, perché sapete che per i pazienti fragili non c'è l'apertura con la prenotazione, ma sono attività che fanno i clinici, sono selezionati ad oggi circa 200 pazienti tra Castelfranco e Padova, e oggi sono state fatte le prime sedute e quindi noi siamo sicuri che i pazienti, come hanno già fatto per le prime 3 dosi, rispondano bene, positivamente a questa offerta, che è una tutela per loro e una tutela per il sistema. È dell'Istituto Oncologico Veneto la più ampia casistica al mondo di pazienti oncologici in trattamento sottoposti a vaccinazione anti-Covid-19, che è stata anche oggetto di studio da parte di un gruppo di scienziati e di pubblicazione. Tra il marzo e il maggio 2021 furono 5.297 i pazienti oncologici che ricevettero la vaccinazione anti-Covid con vaccino Pfizer-BioNTech presso lo IOV. 8 in tutto i casi di reazioni avverse. Ultimo giorno di carnevale e ultimi spettacoli a Venezia. Intanto Alice Bars, 21enne di Eraclè, è stata nominata Maria del Carnevale. Si chiude dopo 18 giorni il Carnevale di Venezia, così come è iniziato e come si è sviluppato in queste settimane. Assembramenti sotto controllo, eventi distribuiti in tutta la città e Piazza San Marco affollata ma senza eccessi, compreso questo martedì grasso. Tanta gente, ma non tantissima, e una percentuale piuttosto bassa di maschere. Qualche bambino, qualche adulto, le famiglie. Circa 170.000 visitatori arrivati a Venezia nello scorso fine settimana, con un'occupazione degli alberghi di circa l'80%, numeri incoraggianti per un graduale ritorno alla normalità, anche se i venti di guerra hanno in parte frenato le presenze. Per martedì grasso, treni affollati da tutto il Veneto e per tutta la giornata, con la voglia di passeggiare per le calli senza mascherina. Maschere e costumi però in numero inferiore alle edizioni pre-Covid. Con la scelta del carnevale diffuso si sono evitati assembramenti, esclusa Piazza San Marco, e si è dato spazio a molti spettacoli di musica, artisti di strada, intrattenimento. Intanto, nelle sale apollinee del Gran Teatro La Fenice, Alice Bars è stata proclamata la Maria del Carnevale 2022, grazie al voto dei giurati, 13 esperti di spettacolo, comunicazione, glamour e tradizioni che hanno seguito il cammino delle 12 ragazze che concorrevano al titolo.
è sicuramente coronare un sogno, una cosa inaspettata che non avrei mai pensato, e te lo possono raccontare con tantissime parole, ma solamente quando lo si vive si capisce veramente di che cosa si parla. È incredibile, è una gioia assurda. Alicia Barsa ha 21 anni, abita a Eraclea e frequenta filosofia all'Università Ca' Foscari. Nell'ultimo giorno di Carnevale, Alicia ha sfilato in gondola lungo il Canal Grande, con partenza dalla sede del Casinò, indossando un abito realizzato per l'occasione e salendo infine sul palco di Piazza San Marco insieme alle altre 11 Marie per salutare e dare appuntamento al Carnevale 2023. Vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In realtà in alcune zone è già accaduto come nel Bellunese, ma dal 9 marzo in Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Telenord-Est sul canale 18. Per continuare dunque a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Ne ricordo il 10 per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Telenord-Est. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al Meteo. Ci attende un'ennesima giornata di bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone sempre più forte sull'Italia. Vediamo il dettaglio di mercoledì 2 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento. La grafica infatti evidenzia una situazione del tutto tranquilla, con cielo sereno e sgombro da nubi, senza piogge. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno sotto lo zero quasi dappertutto, con locali gelate notturne, massime stazionarie tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto non cambia lo scenario, anche qui tanto sole con cielo limpido o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà molto simile, anche qui soleggiato, qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno a -1 -2 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.